Buongiorno, benvenute nel mondo di Amazing Marty Makeup. Ho il naso completamente chiuso perché ho preso un po' di raffreddore, però ci tenevo tanto a fare questo video e non volevo aspettare i giorni che mi passasse. Vi parlo in particolar modo del tanto chiacchierato ombretto in crema nuovo della Pupa, il Cream Eyeshadow Velvet Matte. Io ho un altro della linea sempre Cream Eyeshadow della Pupa, però devo dire la verità, questo colore l'ho preso ma lo sto sfruttando veramente poco, che era questo, ed era il 200. Però quelli nuovi, questi della Velvet, io in particolar modo ho preso il 401, che era il top, che è questo marroncino. Allora adesso io non so sinceramente perché sono senza occhiali e quindi devo sempre vedere il video a posteri. Comunque dal vivo, cioè in telecamera sembra un marroncino, sembra un top, ma dal vivo è un marroncino molto 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 chiaro con una puntina di grigio dentro. Forse sì, sarebbe anche un top, forse, vabbè. Comunque adesso io me lo applico e poi faccio uno zoom e vi faccio vedere come si vede il prodotto. Piccola premessa: ho già fatto una micro base, ho messo un po' di BB cream, questa della L'Oreal, ho ancorato l'ombretto in crema con questo primer della Beauty UK, sì, e l'ho fissato lo stesso con un po' di cipria. E io sono costretta a fare così perché sennò non mi dura niente. Applicazione. Eccomi qua. Dopo che avete visto il close up degli occhi, io vi dico la verità, il colore è molto bello. Infatti tra tutti i colori che avevo visto i video, questo, il 401, era quello che mi aveva colpito di più perché è chiaro e quindi se poi una possiede degli ombretti opachi, può comunque usare questo come base e creare un trucco opaco molto elegante. Allora, che dire dell'ombretto? L'ombretto, il colore è molto bello, la formulazione è decisamente aggrappante. Ho guardato l'Inci ed è praticamente tutto un silicone, un petillo salame, vi metterò il nome da qualche parte, quindi decisamente una formula long lasting per gli occhi normali. Io sono andata a prenderlo ieri e ieri sera mi sono fatta un trucco semplicissimo, solo con questo, una riga di eyeliner e tanto tanto mascara. Però devo dire la verità, mi sono truccata alle meno un quarto, alle 7 di sera, sono andata a casa e non avevo messo il primer perché ho voluto vedere la testata dell'ombretto, non ho messo il primer e mi era già finito tutto nelle pieghe. E cioè non è che sono andata a scalare le montagne o fare chissà cosa, sono andata a cena in un ristorante e poi sono andata al cinema, quindi
la temperatura era anche abbastanza bassa, quindi cioè, non era caldo, non ho avuto sbalzi di clima e quindi il mio occhio poteva fare chissà cosa. Quindi questo è il secondo test che faccio e ho messo il primer sotto. Per me non è uno step cioè, difficile o comunque complicato, perché comunque io il primer lo metto di base sempre, anche se ho un altro ombretto in crema, perché non mi dura niente. Sono sfigata io, non lo so. Comunque il colore è molto bello, la consistenza è molto 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 cremosa, infatti basta fare così e il colore viene già. Spero sia a fuoco. Comunque no, secondo me non è a fuoco. Poi casomai farò gli swatch meglio. Comunque il colore è veramente cremoso, fuma una meraviglia. Il problema è che, cioè, tra virgolette, spero mi duri un paio di ore, cioè non sto dicendo che mi deve durare 24 ore, però almeno 8-10 ore me le deve fare, perché sennò tanto vale. Me è l'unico che merita di essere comprato, perché gli altri, bene o male, c'è un nero, c'è un bel marrone caldo, quello meritava, però tipo già per chi avesse già fondente di Neve Cosmetics, secondo me è praticamente lo stesso identico colore però in crema. Quindi come prima impressione, colorazione molto buona, la formulazione si sfuma da Dio, durata non lo so, cioè sul mio occhio dura 5 ore, però tenete conto che io ho l'occhio che proprio è una ciofeca, cioè non tiene assolutamente nulla, quindi questa è la mia impressione del Pupa Velvet Matte nella colorazione 401, poi vorrei sapere anche la vostra. Vi mando un bacione e al prossimo video. Ciao!